state lavorando al dossier di Agrigento Capitale della Cultura 2020. Sì, è un progetto che la società ha offerto al Comune di Agrigento, un progetto di responsabilità sociale, quindi che in maniera totalmente gratuita facciamo proprio per incentivare un territorio che secondo noi è meritevole, grazie anche non solo alla sua capacità di continuo miglioramento che ha registrato negli ultimi anni, ma anche a un patrimonio archeologico e culturale di inestimabile valore, che può essere messo a servizio anche proprio di tutta l'Italia attraverso dei modelli innovativi di gestione culturale, di promozione del territorio, ma al contempo anche delle eccellenze produttive e innovative dell'Italia stessa. Questa è un po' la chiave di lettura che tentiamo di dare della candidatura, ovviamente inglobando sin da subito un'idea forte di eredità sul piano turistico, eredità per cercare di favorire la nascita di start-up sul territorio, eredità nel processo di rigenerazione urbana che il Comune e il territorio hanno già avviato, per esempio col progetto Girgenti per il centro storico, e che noi in qualche modo cercheremo di valorizzare ancora di più con la candidatura.